Vorrei dedicare questa mia corsa, questo mio record a Elisa, questa ragazza che è morta per 20 pugnalate, mi sembra, mentre stava prendendo il sole. Guarda, io la voglio dedicare a lei questa mia gara, con tutto il cuore. Nadia Adandolo, ex azzurra di Campo San Piero, campionessa italiana SF55, dedica alla giovane 35enne barbaramente uccisa sul Piave a Moriago la sua vittoria ai campionati italiani master dei 5 km di corsa su strada a Pieve di Soligo, dove è stata ricordata anche la giovanissima Giulia Marin, ostacolista di Castelfranco Veneto, morta a soli 22 anni per un tumore. Corsa che doveva svolgersi a Ponte di Piave, poi la pandemia ha stravolto i piani. Il Covid ci ha costretto al blocco di tutto. Ponte di Piave poi si è resa disponibile attraverso la Regione Veneto di fare un centro vaccinazioni e quindi quest'anno non poteva permettersi di bloccare le vaccinazioni per noi per fare la gara. La gara l'avevamo già portata a casa perché la FIDAL ce l'aveva assegnata, per cui siamo venuti a Pieve di Soligo. Ringraziamo tra l'altro Pieve di Soligo perché l'accoglienza è stata veramente straordinaria. 350 partecipanti da 14 regioni, 127 società rappresentate, lo sforzo, la soddisfazione, i risultati di questi atleti, ma non solo. Per la nostra amministrazione la vittoria sarebbe proprio quella di vedere questi atleti oggi impegnati ritornare con più calma, con un altro momento, con le famiglie e essere nostri ospiti proprio in questa zona. Siamo venuti per visitare anche la città, unire lo sport alla bellezza della città, conoscere magari cose più particolari, posti nuovi e divertirci. Ci si diverte, conosci tanta gente, è bello. Visiti delle belle città. E bevi un buon prosecco. E bevi un buon prosecco. Tenersi in forma, pensare alla salute prima di tutta la cosa. La salute, abbiamo visto in questi anni, è fondamentale. Poi da lì in poi si può costruire qualcosa, sempre a qualunque età. Tra un po' c'è la nostra categoria e lì sono un po' di dolori. E poi è che da grandi si impara a diventare giovani. Un bacio. Con il 127 è stata